Benvenuti! Benvenuti in questo nuovo giorno, in questo nuovo sole. E sempre con lo stesso vento. Esatto. Oggi siamo venuti a visitare la famosissima Belém, che è un quartiere ad ovest di Lisbona, bellissimo, con un sacco di monumenti, un sacco di cose belle da vedere. E c'è anche una bellissima pasticceria famosissima con 7 ore di fila. Io volevo le paste e non ce le ho ancora. Cosa facciamo? Allora, cominciamo subito la visita ai monumenti, così abbiamo il tempo poi per poter fare la fila e comprare le paste ad Ale. Grazie, ci vediamo tra poco! Pensate che il Mosteiro do Jerónimos è lo stravagante monastero che fu sovvenzionato dal 5% di tasse applicate sulle spezie che arrivavano in Portogallo. Originariamente fu progettato come un modesto complesso monastico, ma la notevole ricchezza derivante dal commercio ne prolungò la costruzione, pensate, per 50 anni, fino a creare uno degli edifici religiosi più decorati del Portogallo. Drive all night or grab a last flight to anywhere you wanna. So let's go. Let's try. 'Cause we know that this might be our last time, and we could be lovers in a crazy romance. Give me love and don't let it go tonight. Il Padrao do Descobrimentos è uno dei monumenti più iconici di Lisbona, costruiti per rafforzare l'autostima nazionale e onorare i suoi fantastici esploratori. E ringraziamo il nostro amico per il sottofondo musicale. La torre di Belém, che oggi è diventato l'emblema di Lisbona, un tempo sorgeva nel centro dell'estuario del Tago e proteggeva la città dagli attacchi provenienti dal mare. La torre di Belém è ispirata al design nordafricano e comprende torri di guardia moresche e bastioni decorativi. Pensate che l'interno testimonia per la prima volta la presenza in Europa dei rinoceronti sotto forma di intagli in pietra. Abbiamo trovato i rinoceronti. Vi mostriamo una istituzione qui a Belém. È un posto dove chiunque è passato si è venuto a visitare Belém, ovvero la pasticceria Pastéis de Belém. Noi abbiamo scelto, invece di fare la fila, di accomodarci all'interno perché ha ben 400 posti a sedere e ha delle sale meravigliosamente decorate con delle azulejos stupende. E adesso ve lo mostriamo come lo stiamo vedendo noi. Posso dire una cosa? Sì. Viva i dolci! Pareva. Piccola curiosità che abbiamo scoperto: spesso le pasticcerie sorgevano vicino ai monasteri. E questo perché? Perché anticamente i monaci utilizzavano l'albume per inamidare gli abiti, ma non utilizzavano i tuorli, e questi venivano consegnati alle pasticcerie. Per questa Pastéis de Belém sorge vicino al monastero do Jerónimos.
Ok ragazzi, Alessandro ha la pancia piena, Sì. è contento, Sì. ha mangiato, Sì. sono buonissimi, Sì. non stiamo a spiegarvelo perché tanto se li hai mangiati lo sai e se non li hai mangiati è inutile che te lo spieghiamo che tanto non saremo mai esaustivi nella nostra spiegazione. Quindi noi vi salutiamo Ciao ragazzi. e ci vediamo al prossimo video. Baci!